I tamponi di fine quarantena si possono già fare in farmacia per i contatti scolastici e la fine quarantena. Il fine isolamento, ecco qua, può andare anche in farmacia o anche dal suo medico di base o dal pediatra di libera scelta, che praticheranno il test utilizzando un test di prima generazione. Da lunedì il tampone di fine quarantena fiduciaria dopo un contatto con positivo o per contatto scolastico, ma anche il tampone di fine isolamento di un soggetto positivo potranno effettuarsi presso il proprio medico di base o, ed è la novità più importante, nelle farmacie gratuitamente. La spesa infatti avrà la copertura della regione, che ha messo a bilancio 5 milioni di euro. Nella tarda serata di ieri è arrivata l'attesa lettera del Ministero della Salute firmata dal responsabile della prevenzione, professor Rezza, che dà il definitivo via libera ad un provvedimento che vede già pronta la delibera di giunta che ne recepisce i contenuti. Sempre nella stessa giornata verrà attivata una nuova piattaforma regionale. Nel momento in cui sei positivo, entri come per prenotarti il vaccino con la stessa modalità e ti prenoti il tampone. A 7, te lo spara già a 7 giorni o a 10 giorni in base al tuo stato vaccinale. Quando c'è il positivo, già da lunedì arriverà un messaggio. Ti arriva un messaggio che ti dà il link per entrare e fissarti il tampone. Per chi poi è in possesso dello SPID ci sarà la possibilità di scaricare direttamente dal portale il certificato di guarigione o quello di inizio isolamento. Iniziative che arrivano al termine di una settimana che lo stesso Zaia aveva annunciato cruciale per capire la direzione della pandemia in Veneto, e di fatto lo è. Possiamo dire che verosimilmente da un po' di giorni si sta calando. Oggi il bollettino conta 35 pazienti in meno nelle ultime 24 ore in Veneto, 14 di questi hanno lasciato le terapie intensive. Attualmente l'occupazione dell'area medica è al 17%, 3 punti al di sotto della soglia dell'area arancione, 25% l'occupazione dei reparti intensivi, 5 punti sotto l'arancione. Significativo proprio il dato che arriva dalle rianimazioni. Da 18-20 persone in ingresso al giorno siamo alla metà.